Scatman's World. Ciao a tutti dal Cumendone Venezianus, andiamo con Crysis, gioco mattoni qua. È uscita una patch, ragazzi, di 217 mega, allora più se si migliora il gioco, boh. Nel sistema difensivo di altitudine della selva. Boh, ok. C'è da dire che come grafica hanno fatto un gran gioco, comunque. Adesso sono praticamente quasi tutto a cannone, proprio solo una cosa forse non è a cannone, l'anti-aliasing. Vediamo cosa succede se il computer esplode, se Fraps muore. C'è da dire che hanno fatto un lavoro stupendo a livello di grafica, cioè. Però cioè, non ti puoi fare un gioco matton così, cioè non esiste. Dai vecchio su. Phil Collins, ragazzi. Questo è Phil Collins, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Oh. E lì c'è il nesso energetico, il sistema X. Abbattendo la Il diga sistema elimineremo X, tutti il i sistema difetti. X. Non possono alimentarsi con il sistema X. Non No. sulla stessa griglia. Fammi capire, perché usare una diga se hanno il sistema X che è una fonte di energia infinita? Ridondanza? O forse c'è qualcosa nel sistema X che li spaventa? Sì. Clock engage. Senti, Psycho, ma tu le conosci bene queste persone? Possiamo fidarci? Perché dà così di matto per la mia tuta? Lei odia le tue. Non so perché non gliel'ho mai chiesto. Solo che è stata la sua squadra a tirarmi fuori dal laboratorio. Mi ha salvato la vita. Oh. Dai, oh, che cazzo va a fare adesso? Allora, 200. Dove cazzo devo andare, fioi? Allora, ragionamos. Le scale sono bloccate. Dovremo fare funzionare l'ascensore. Vai, Phil. Serve una mano? No, levati. È grande, Psycho. Dai, vecchio, su, ma non ti 90 anni, sei un vecchio di merda, dai. Ok, di là. Se voi sapete, ragazzi, non registro dei video un po' così, quindi non faccio tutti i gameplay. Quindi vado un po' a random con le missioni, chiaramente. Oh! Bene. Sto bene, fioi. Ok, Romeo 1, qui Capo Romeo. Sì, amore. Prendo il controllo. Mi serve un link diretto ai dati del visore della nanotuta. Passo. Ricevuto. Ma solamente finché Vai, serve. vai, zoccolone obeso. Ovvio. Guarda che graficone! No! E questi? Oh, sono un animale, fiori. Vai. Guarda che no, però ragazzi, veramente, graficamente parlando, ragazzi, è un gioco mostruoso. Anche Far Cry sembra una merda, fiori. Merda. Attenzione, soggetto pronto. Guarda che roba. Mamma mia, oh. Sopprimere immediatamente. Ciao, amore. Ciao, amore. Ancora vivo. Ancora. Oh. Ciao. Certo che fa il frame rate, mamma mia. Con Fraps le dura. Senza Fraps me la cavo alla grande. Però con Fraps, ragazzi. Infatti il multiplayer è ingiocabile. Cioè, non lo so. Non comprendo. Voglio il paccione serio, fiori. Là c'è il digone. Dove devo andare? Di qua forse.
Vai di qua, vai di qua, vai di qua. Merda. Io faccio il Rambo, no? Sono un coglion proprio. Merda. Buttiamo un po' di bombette. Allora. Ciao. Ok. Sta torretta di merda! Sta torre di merda! Romeo 1, No, qui ricomincio Capo da Romeo. no, Fiori, Prendo no. il controllo. No. Mi serve un link diretto ai dati del No. visore della nanotuta. Passo. No! Ricevuto. Ma solamente finché serve. Perché devo ricominciare da capo? Merda. Porca. Oh, ma so coglione. Ok. Olimpiadi del Comendone. Tiro con l'arco. No! Boom! Niente ragazzi, questo gioco non vale la pena fare la campagna. È un gioco bench, ma devi guardarti la grafica e basta. Basta cazzo, basta. Ecco, bel tiro di merda. Il soggetto proprio. Ma perché sono così una pippa ragazzi? Non mi spiegate? Calma. Ho finito le munizioni, bene, mi fa piacere. Merda, wii! No, se avanza un'altra volta basta, ragazzi. Accontentatevi del graficone. Rispetto all'altro video, solo l'anti-aliasing. Cioè, che l'altra volta avevo quasi tutto al massimo. Tranne 2 o 3 robe, cioè adesso tutto al super cannone. Tranne l'anti-aliasing, perché con l'anti-aliasing il gioco va a 2 fps abbondanti. Ciao Gioia. Ciao Gioia. Ma perché non mi fanno un simulatore di... un simulatore... Aspetta un attimo. Guarda che bello, guarda che bello. Devono fare un simulatore di... come si dice? Oddio, di ragazzi lap dance con questa grafica, ragazzi. L'ho sempre sognato. Ah, ragazzi, il Comendone è tanto triste. I muri di Venezia stanno crollando nell'oblio, fiori. Per fortuna che ci sono le donne a rianimare il Comendone. Lasciamo perdere, va. Oddio. Allora, da tutti i punti di vista è un periodo meraviglioso. No, non posso fare il ram. No, devo trovare un'altra via, sono in me coppa. Il Comendone innamorato, non riesce a giocare bene. Comendone innamorato. Cazzo, per dove? Ma per dove va? Tanto copemo i soldati. Rischio di crepare. Rischio di crepare. La 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 la. Allora, uno di qua. Uno qua davanti. Però rispetto a Crysis 2 mi pare che anche la fisica è leggermente migliorata. Gli alberi cadono un po' di più, mi pare. Cloccami l'uccello, amore.
Allora, eccolo qua. Na 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 na. Là c'è qualcuno, ragazzi. Oh, sta cazzo di torre gemella. Torretta di merda. Allora, dai, basta adesso però. Chi è che mi mandi i messaggini? Ah! Bene. Bene, fioi. Ui! Merda. No, crepo. Ragazzi, fioi, cioè... Ok. Ho messo il livello di difficoltà troppo elevato, non lo so. Romeo 1, No, qui capo ancora uno. da qua. Prendo il controllo. Mi serve un link diretto ai dati del visore della nanotuta. Passo. Ragazzi, Ricevuto. un saluto dal Solamente commendone finché veneziano. serve. Lo scopo di questo gameplay è grafica, no la campagna. Clemenza per il commenda. Ciao!